Ed ora uno speciale sulla festa di primavera del 25 aprile a San Donà di Piave. Giovanna Serena. La tanto attesa 36esima edizione della festa di primavera è finalmente arrivata nella giornata del 25 aprile. La giornata si è svolta a partire con l'alzabandiera, dove erano presenti, oltre alle autorità locali, i bersaglieri di San Donà di Piave, che con la loro fanfara hanno voluto omaggiare la ricorrenza della festa nazionale della liberazione d'Italia. Nella suggestiva nuova piazza Indipendenza, a sottolineare l'importanza della giornata del 25 aprile, oltre al sindaco Francesca Zaccariotto e le autorità locali, sono stati gli alunni rappresentanti delle scuole superiori della città, che hanno voluto ricordare cosa la giornata della liberazione comunica ai loro giovani, sottolineando che attraverso una consapevolezza del passato è possibile trarre importanti insegnamenti per il presente. A permettere la celebrazione di questo importante evento di unione morale italiano e spirito folcloristico veneto è stata la sinergia di tre importanti identità della città sandonatese: l'amministrazione comunale, la Proloco e San Donà Servizi, che hanno permesso l'unione di più eventi in un'unica grande festa che ha unito tutta la città. I can't separate your sins. To me you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? Una giornata all'insegna della valorizzazione e rivisitazione degli eventi che caratterizzano il folklore e la tradizione enogastronomica veneta, con scopo di conferire maggiore visibilità e vivibilità al centro cittadino. La giornata ha visto infatti il connubio di più espositori, dagli stand di Spose in Fiore, promotori di tutto il mondo dedicato agli sposi il giorno del fatitico sì, all'esposizione di un variegato universo di fiori e piante, che hanno dato il benvenuto alla tanto attesa primavera. Alla consueta Fortajada, un piacevole ricordo gastronomico veneto che ha svolto un ruolo nostalgico ai sapori d'infanzia. Per i più piccoli è stato possibile inoltre, attraverso i laboratori realizzati nella golena del Piave, un momento di divertimento e unione in un clima di serena allegria alla ricerca di sapori e giochi antichi e genuini. Dunque all'insegna anche della celebrazione della famiglia e della condivisione di piacevoli momenti, che hanno permesso alla città di San Donà di Piave di vivere un'indimenticabile festa di condivisione e vitalità cittadina.